Veronica Montanino, che importanza ha per te avere questo ruolo in memoria di tuo padre? Già lo spettacolo è una grandissima responsabilità, oltre che per la dedica a papà che lo riempie di dignità, proprio per l'impegno che tutti i ragazzi hanno profuso per un progetto così grande che va oltre l'impegno teatrale, per l'impegno sociale che cerchiamo di diffondere proprio tramite i giovani, tramite i più piccoli, che sono sempre quelli in cui crediamo di più. La dedica a papà poi è quella che crea una situazione emotiva particolare in tutti, in me in particolar modo, che in questo spettacolo sono l'unico personaggio buono, un personaggio tenerissimo che è la figlia di Madre Courage, che non a caso l'unico personaggio buono non avrà voce, è un personaggio muto e proprio nelle sue urla di dolore purtroppo non riuscirà a venire fuori fino in fondo, ma non ne sveliamo niente. Sì, la Issa ci chiudeva a guardia e poi non ha voluto la protezione. Non mi scavo tutto quanto all'altro. E i morti accesi non sono tutte uguali. Ma Issa ha scegliuto l'eroe. No, hanno scegliuto loro Chris. A che volete dire? Voglio dicere che non sempre la verità che si racconta è quello che veramente Caterina, mamma si è sbagliata a mi scavo. È sicuro. Caterina, pure tu. Caterina, si devo salvare. Te sta sempre zitta, mamma. Per te non è difficile. Sei nata muta. Poi canno, vai. Ma sapete tutte cose. Ha usato il cervello. E noi abbiamo il cervello. E in questo spettacolo faccio il killer, dovrei uccidere un ragazzo di 14 anni e a livello umano mi sento veramente male perché faccio un maltratto davanti agli occhi della mamma che non lo deve riconoscere perché è lungo. Sono Alessandro Todisco, interpreto Tonino, sono il secondo figlio di Madre Courage, sono il primo che viene ucciso. Vengo ucciso perché vengo in proprietà di una borsa di soldi. Due killer la cercano, io la nascondo e una volta che questi due killer mi trovano mi chiedono questa borsa, però io non potendola visto che non gliela posso consegnare, decidono di uccidermi. Procurare la mia, come fascista, quando bocca l'uomo, tu vorresti. Tenevi cura. Stanno arrivando i guardi. Troviamo al Teatro Tin, nel cuore del centro storico di Napoli, Teatro Instabile Napoli, che diciamo, dal punto di vista strutturale architettonico è una vecchia basilica bizantina, una delle ipotesi che sono state fatte su questo luogo. Mettiamo in scena Madre Camorra e i suoi figli, che è un libero adattamento da Brecht, Madre Courage e i suoi figli. La pièce di Brecht è ambientata nella guerra dei 30 anni, noi invece abbiamo ambientato con un lavoro di riscrittura, il tutto l'abbiamo ambientato nella guerra di Camorra. Quindi io sono la protagonista, insomma, Madre Coraggio e Anna Squarciona in questo testo. Sono colei che porta dietro di sé un carro, quello che vedete dietro, che metaforicamente rappresenta le nostre radici. Noi abbiamo scelto di mettere in scena come unica scenografia una riproduzione delle madri smatute che si trovano a Capua, simbolo di fertilità e simbolo della maternità, quindi è simbolo vero delle nostre radici, che sono da monito in tutto lo spettacolo, perché distruggendo quelle abbiamo distrutto anche il nostro futuro, questo diciamo, asciugando il messaggio. Io sono madre di 3 figli, di cui una muta, 2 maschi e una femmina, e tento, diciamo, vivo sempre al limite fra la legalità e l'illegalità, convinta che se mi faccio i fatti miei e guardo un po' più avanti e non faccio passi falsi nel sistema, riesco anche a guadagnare. Però questa convinzione si rivelerà in tutta la sua ferocia, perché perderò i miei figli, che sono il mio bene più profondo di quello che sta succedendo.
Anna Squarciona è praticamente l'emblema del napoletano, dell'uomo del sud, che ha guardato fino ad oggi dall'altra parte e che ha pensato che fosse tutto una questione tra camorristi. Fin quando si uccidono fra di loro, a noi andava bene. E ci siamo anche lavati le coscienze con qualche mea culpa così superficiale, come farà la stessa Anna. Ma non ci siamo resi conto che ci siamo fatti, che abbiamo noi distrutto la fertilità del nostro essere uomini e donne del sud. Infatti queste matres ci ricordano che questa terra era feconda e noi la stiamo distruggendo, quindi c'è anche un messaggio legato all'attualità in questo senso. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Gaetano Montanino, vittima innocente di camorra, e a tutte le vittime innocenti di camorra e delle mafie. E ci sarà un momento nello spettacolo nel quale ci teniamo a ricordare quantomeno il loro numero, ricordando a tutti che ci siamo abituati a leggere degli elenchi, ma non vogliamo ricordare volti, storie di queste persone, perché le nostre coscienze verrebbero annichilite da queste storie, da questi volti. Però io come attrice e come cittadina e tutti i miei compagni del gruppo pensiamo che abbiamo una missione: rimandare allo spettatore l'ustione di quegli spari, perché se lo spettatore non li sente, noi avremmo fatto un lavoro inutile. Fino adesso abbiamo constatato che siamo riusciti in questa cosa, e anche se è una cosa che fa male, perché per quello che mi riguarda il mio personaggio viene poi odiato. È giusto che sia così, perché io rappresento l'indifferenza, e l'indifferenza, se non cominciamo ad odiarla questa indifferenza, e ripeto, se non cominciamo a sentire dentro l'anima gli spari che hanno annientato vite, che hanno distrutto famiglie del tutto innocenti, sarà tutto inutile, non avremo capito la lezione.